Ho ricevuto un bellissimo regalo, molto gradito. Durante il concerto a Milano, Jovanotti ha ricevuto una chitarra elettrica davvero speciale, un regalo unico, frutto del lavoro dei detenuti del carcere di Sant'Abona a Treviso. Con profonda gratitudine, l'artista ha condiviso sui suoi seguitissimi canali social l'emozione suscitata da questo gesto carico di significato. E l'hanno realizzata appositamente per me. Mi hanno scritto anche una bella lettera dove motivano proprio le scelte del colore, della rifinitura. La soddisfazione del presidente della cooperativa sociale Alternativa Ambiente che forma e segue i detenuti nel carcere di Treviso. I nostri 10 detenuti sono stati molto contenti e hanno apprezzato moltissimo il messaggio lanciato da Jovanotti. Digitalizzazione cartacea, attività di assemblaggio, minuteria metallica, riparazione di biciclette e dall'anno scorso in carcere è stato aperto un laboratorio di liuteria per realizzare chitarre e bassi elettrici. Facciamo tutto il lavoro di verniciatura, di levigatura, di montaggio, di accordatura, intonatura dello strumento. Da qualche tempo stiamo iniziando a fare i nostri intagli direttamente sul legno. Le attività all'interno del carcere sono pagate con un regolare contratto. E una volta che escono dal carcere, se lo vogliono, possono continuare il percorso anche all'esterno in un posto di lavoro normale. La cooperativa sta cercando nuovi progetti per offrire lavoro ai detenuti. Mi rivolgo agli industriali, a chi può portare dentro delle commesse di lavoro. Noi siamo qui, ci siamo. Lo strumento regalato racchiude un messaggio profondo, un invito alla speranza che spinge a riflettere sull'importanza delle seconde opportunità e sull'urgenza di promuovere percorsi di reintegrazione. Per sapere cos'è il carcere bisogna conoscerlo e solo se lo si conosce si capisce qual è il valore del nostro lavoro e l'importanza sociale della nostra missione. Noi non siamo soltanto esecuzione della pena,